Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura di nuovo al centro dei riflettori l'AMAP dopo il processo per la cattiva gestione dei depuratori e lo sversamento dei fanghi in mare. Questa volta sono stati rinviati a giudizio i vertici della società che gestisce il servizio idrico a Palermo perché avrebbero ottenuto un mutuo da 20 milioni dalla Banca Europea degli Investimenti pur sapendo che l'azienda non aveva i requisiti necessari. Tragedia sventata a Zafferana Etnea nel Catanese, dove un 28enne avrebbe tentato di rubare le armi del padre per farla finita. Il giovane avrebbe inscenato una finta fuga in auto per far allontanare i parenti da casa, provando poi ad aprire l'armadio blindato in cui erano custoditi i fucili. I carabinieri sono riusciti a evitare che si togliesse la vita, intervenendo per tempo nella sua abitazione. Minacce di morte al presidente del Consiglio Comunale di San Giuseppe Jato, Antonino Liuzza, per aver definito animali gli esecutori dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo in occasione dell'anniversario nel gennaio scorso. Nella lettera intimidatoria inviata anche a tutta l'amministrazione guidata da Giuseppe Siviglia, il presidente Liuzza viene invitato a tornare a fare il farmacista e a smetterla di fare antimafia. Ha preso i vestiti della compagna e al culmine di una lite ha deciso di bruciarli. È successo a Santa Ninfa in provincia di Trapani e il giudice ha disposto per un trentenne l'allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento alla vittima. La donna, assentita dagli investigatori, ha raccontato che quell'episodio era solo il climax di ripetute vessazioni subite negli anni. In conclusione il meteo, domani cieli irregolarmente nuvolosi in Sicilia, temperature massime fino a 20 gradi e nessuno stato di allerta. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.